Buongiorno a tutti. Pulsante? Ecco, avevo schiacciato. Buongiorno a tutti. Innanzitutto saluto i ragazzi e le ragazze del Coro Musincanto. Grazie di essere venuti qui nella Casa dei Veneti, in Consiglio regionale del Veneto. Saluto gli insegnanti appunto della scuola che oggi è qui, che è appunto l'Istituto Comprensivo 1 Federico Grava di Conegliano, e saluto ovviamente i colleghi consiglieri regionali, tra cui la consigliera Sonia Brescacin, che è collega ed è consigliera regionale anche lei della Marca Trevigiana. Perché siamo qui oggi? Intanto per cercare di valorizzare quanto più possibile quella che è una delle settimane più importanti, no? Per quanto riguarda la musica, che è appunto la settimana nazionale della musica a scuola. Importantissimo, ricordo insomma quando anch'io, adesso ormai ho qualche anno, ma da ragazzo l'ora di musica era una di quelle ore non solo spensierate, ma era una di quelle occasioni di condivisione, di insegnamento della musica in generale. Anche c'era l'opportunità di cantare qualche brano. All'epoca, come dire, non eravamo, almeno per quanto mi riguarda, non ero molto bravo, quindi mi accodavo, ma come voi sapete in un coro, visto che c'è unitarietà di intenti e soprattutto c'è la possibilità ognuno di esprimere insomma la propria voce, chi non era molto ferrato poi si accodava a quelli un po' più bravi che riuscivano, come dire, a nascondere un po', no, le cose che non andavano. Oggi ormai siamo arrivati alla 37esima settimana nazionale della musica, quindi ormai insomma è da 37 anni che c'è questo evento che è assolutamente importante, perché qui a Palazzo Ferrofini, per dare appunto l'opportunità di, come dicevo prima, valorizzare, ma soprattutto anche di accogliere qui a Palazzo i ragazzi e le ragazze del Coro Musincanto, che ormai dal 2021 hanno dato vita, grazie a una persona che insomma ritengo amica, è un amministratore locale, è un insegnante, come vi dicevo è un'amica, che ha dato via insomma a questo progetto, e che chiedo insomma a tutti quanti un grande applauso, perché è Simonetta Mandis. Questo progetto, tra l'altro, ci tengo a ricordarlo, è nato durante, come mi raccontava appunto Simonetta, la pandemia. Appunto Musincanto nasce nel 2021 in un momento difficile, ma sicuramente è stata un'occasione, no? Non solo per stare insieme, ma anche per passare in quel periodo così difficile un momento di condivisione, no? Anche per cercare anche nuove visioni, nuove idee, e soprattutto anche nuove idee nel campo della musica, anche perché se vogliamo insomma dirla tutta, grazie a questo progetto si è riusciti a trasformare il silenzio dell'isolamento nel suono di un coro, ed è qualcosa che sicuramente ha e ancora oggi scalda i cuori, perché è un progetto insomma che vede ragazzi e ragazze della vostra età, così giovani, stare insieme e condividere quella che ad oggi è una passione, ma chissà in un futuro potrebbe diventare qualcosa di ancora più reale, no? Qualcuno potrebbe decidere di fare il percorso di vita, no? Nella musica. Poi abbiamo tantissimi esempi anche nella nostra provincia. Adesso me ne viene in mente uno che ha una certa età, ma è storica, la Rettore, che è di Castelfranco Veneto se non sbaglio, che è insomma una delle musiciste più importanti. Poi penso a uno dei componenti dei Pooh, che è di Treviso città, insomma
è giusto canzone? Ecco, vedete, come vi dicevo prima io di musica, insomma, c'è mia moglie che mi aiuta. A voi invece, a voi ragazzi, voglio dire che siamo orgogliosi di voi perché avete appunto scelto di partecipare ad un coro, potevate stare benissimo a fare dell'altro, ognuno nella propria insomma, dimensione, quindi a casa, a coltivare come dire, altre passioni. Invece oggi e in questi anni avete scelto di fare qualcosa di diverso, di condividere la vostra voce in un coro, di condividere questa passione che è la musica e soprattutto anche di farlo scegliendo un percorso di formazione all'interno della musica, perché come sappiamo tutti Simonetta è un insegnante di musica e cura anche moltissimi artisti, la vediamo spesso a Sanremo, no? Dietro le quinte, quindi insomma è un percorso veramente importante. E poi c'è sempre il valore del gruppo che è fondamentale, no? Quello di stare insieme. Io credo che questi anni ve li ricorderete per tutta la vita e le persone i ragazzi, le ragazze che avete accanto ve li porterete per sempre perché è qualcosa che vi rimarrà e soprattutto è qualcosa di speciale. Guardate, non per essere retorico, ma quest'anno sono i miei 20 anni della maturità e ricordo come fossero ieri tutti i miei amici, i miei compagni di classe e tutte quelle persone che in quegli anni di scuola mi sono stati accanto e soprattutto con i quali ho condiviso un percorso. Ci tengo anche a sottolineare la vostra appartenenza ad un territorio che è quello appunto della Marca Trevigiana, ma soprattutto di Conegliano. Voi rappresentate l'Istituto Comprensivo Grava, insomma, che è uno degli istituti più importanti di quel territorio, della nostra Marca Trevigiana, quindi vi chiedo di portare i saluti anche a nome appunto del Consiglio regionale, non solo a tutti i vostri insegnanti, ma soprattutto anche alla vostra dirigente scolastica. Dovete sapere una cosa degli insegnanti in generale italiani. Purtroppo, o per fortuna, abbiamo due record, anzi, per fortuna abbiamo un record che è gli insegnanti italiani sono gli insegnanti in Europa più formati. C'è invece l'altra parte della medaglia che purtroppo sono gli insegnanti pagati meno in Europa. Quindi capite bene, insomma, quanto lavoro fanno e lo fanno nella maggior parte dei casi per passione, per vocazione e quindi dovete essere fortunati perché vicino a voi avete dei ragazzi, delle persone, insomma, che non solo hanno amore per l'insegnamento, ma hanno amore anche e soprattutto per la comunità. Credo di aver detto quasi tutto, sicuramente se mi sono dimenticato qualcosa ci sarà Nicoletta Piccin, che ringrazio, e Simonetta Mandis, quindi adesso lascio la parola a loro e poi insomma avremo la possibilità anche e soprattutto di sentire qualche brano, così insomma dimostriamo un po' cosa avete fatto in tutti questi anni di così importante. Grazie mille a tutti. Buongiorno, un grazie a tutto il Consiglio regionale del Veneto per l'invito e per l'opportunità che avete dato al nostro istituto comprensivo e soprattutto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di essere qui presenti, perché come lei ha ricordato sono momenti che li accompagneranno sempre, soprattutto momenti non solo di emozione ma anche di formazione. Anch'io porto i saluti della nostra dirigente scolastica, Francesca Cosenza, di tutti i docenti, dei collaboratori e degli amministratori degli ATA, perché tutti lavoriamo perché la scuola italiana vada avanti e soprattutto dobbiamo essere orgogliosi della nostra scuola, della nostra bella Italia e del nostro territorio,
che è in grado di accogliere a braccia aperte tutti coloro che vengono anche da oltre confine. Nell'Istituto Comprensivo 1 Federico Grava di Conegliano, ad indirizzo musicale, è presente il coro Musincanto, ideato e seguito dalla professoressa Mandis Simonetta durante la pandemia. È composto da una ventina di alunni di prima, seconda, terza media, che si ritrovano ogni martedì pomeriggio con la professoressa Simonetta Mandis, che dà sempre la sua piena disponibilità, e anche con il panino, no ragazzi? Il loro repertorio spazia dai grandi successi internazionali alle meravigliose canzoni dei cantautori italiani. Oltre ai momenti di vita scolastica, diverse le partecipazioni ed esibizioni del coro nelle cerimonie ufficiali, in collaborazione con l'amministrazione comunale, le associazioni del territorio combattentistiche ed armi. Il coro, inoltre, ha partecipato a diversi concorsi e progetti anche esterni alla scuola e nell'ambito del visiting, organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale, ha preso parte alle iniziative per più anni, ospitando docenti in anno di prova provenienti da tutta la regione. Ora cedo la parola alla professoressa Simonetta Mandis e grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente il nostro consigliere Claudio Borgia e anche le due consiglieri presenti. Sonia in particolare perché conosco, perché fa parte del nostro territorio, e mi fa piacere anche conoscere la consigliera, mi hanno detto della provincia di Verona, giusto? Ecco, di Verona, ecco. E saluto anche il consigliere provinciale Raffaele Freda, che vedo qui. Beh, per noi ovviamente oggi è un grande piacere, un grande onore essere presenti in questa conferenza stampa durante la settimana della musica, proprio perché spiegavo prima appunto al consigliere regionale, il nostro coro è un coro un po' particolare, perché generalmente quando si parla di cori scolastici si intende appunto un insieme di alunni magari frequentanti tutti la stessa classe, stesso gruppo classe. Ecco, qui insomma abbiamo così una situazione un po' particolare, perché abbiamo alunni provenienti dalla prima alla terza media della scuola secondaria di primo grado Federico Grava di Conegliano, e ci troviamo ovviamente in orario extrascolastico, quindi i nostri pomeriggi, martedì pomeriggio è un appuntamento ormai fisso nel quale ci ritroviamo, c'è un momento in cui condividiamo il pranzo ed è il momento in cui condividiamo tutta l'esperienza della settimana. E poi iniziamo le nostre attività. Siamo molto presenti nel territorio durante le cerimonie, quindi a partire dalla cerimonia del 4 novembre all'ultima appunto quella del 25 aprile. Quindi cerimonie istituzionali dove i ragazzi hanno la possibilità di essere cittadini attivi, no? Perché sappiamo quanto è importante l'educazione civica, a scuola ci lavoriamo tantissimo e partecipare appunto a queste iniziative nel territorio ci dà la possibilità di farlo concretamente, e quindi di vedere tutte le associazioni anche di volontariato, ma anche combattentistiche, d'armi, partecipare appunto a questi eventi e conoscere un po' più da vicino quella che è la nostra storia, oltre le pagine appunto del libro, vero? Tante volte lo diciamo. Ecco, ringrazio Claudio perché noi ci teniamo molto alla settimana della musica, essendo ovviamente un coro scolastico, e ci consente, ci dà la possibilità di poter parlare di tutte quelle iniziative che svolgiamo durante l'anno. Prima appunto è stato citato il Visiti, noi abbiamo ospitato tantissimi docenti in anno di prova, provenienti appunto da varie province della nostra regione, e molto spesso ovviamente sono docenti, prevalentemente docenti di musica, ma non solo, anche docenti di sostegno, perché ovviamente il nostro coro è un coro inclusivo, che accoglie appunto, abbiamo detto, alunni provenienti appunto da varie classi,
partecipiamo appunto a tutti questi progetti che sono interdisciplinari e coinvolgono tantissime iniziative del territorio. La prossima settimana, ad esempio, saremo a Conegliano per un'iniziativa della Savno, e con alcuni appunto di loro abbiamo realizzato, ad esempio, delle scritte grandi che verranno, decoreranno alcuni negozi dismessi del centro di Conegliano con i testi delle canzoni più importanti, più conosciute, e quindi appunto chi passerà, transiterà per Conegliano e magari si fermerà in auto perché il semaforo è rosso potrà vedere appunto queste scritte dedicate al mondo della canzone, fatte appunto dal coro e da alcune classi della nostra scuola. Noi siamo appunto la scuola indirizzo musicale e nella scuola mancava appunto il coro, e quindi questo è stato un pochino il progetto e la volontà di poter dar vita, diciamo, a questo progetto, a questa esperienza. Claudio diceva prima, sì, siamo nati durante la pandemia e ci siamo ingegnati tanto proprio perché i ragazzi potessero il pomeriggio avere un'attività diversa da quella che era appunto erano le video lezioni classiche con le varie materie, quindi nasce appunto proprio per questa diciamo con questa esigenza, e ci siamo ingegnati tanto. Quindi sono nati i cori virtuali, i famosi cori virtuali che avete visto magari online, no? Quindi l'insieme di tutte le voci. C'è stato un grosso lavoro ovviamente poi digitale per assemblarle ovviamente al meglio, e poi i ragazzi sono stati bravissimi perché magari hanno cercato durante queste video lezioni cercare lo sfondo un po' più adatto in base alla canzone, in base al significato, perché comunque le canzoni ci danno una grande possibilità, no? La musica, quella di trasmettere emozioni, ma allo stesso tempo anche di dare dei messaggi importanti. Ricordiamo che nella storia così della canzone insomma ci sono stati dei brani che sono stati significativi nella storia perché a livello sociale, di inclusione, a livello storico, quindi insomma cerchiamo, ecco, di ampliare sempre il nostro repertorio, no? Oggi sentirete una delle due canzoni. Abbiamo portato La Storia, quindi una canzone del 1958, presentata al Festival di Sanremo, che poi i ragazzi vi presenteranno, che è nel Blu dipinto di blu, e l'ultima, una delle ultime che abbiamo inserito in repertorio, che è proprio stata scritta a fine dicembre per le Olimpiadi invernali, quindi per la Milano Cortina. Quindi cerchiamo sempre di essere aggiornati, di essere al passo. Che ha un significato, vero, questa canzone molto bello, poi insomma vi spiegheremo. Ecco, io darei a questo punto la voce al coro, chiamerei qua con me il coro. Claudio, diciamo che sai che il coro alla fine è come una piccola comunità, no? Dove il noi viene prima dell'io, perché alla fine, no, nonostante siamo tutti diversi, eterogenei per tantissimi aspetti, ovviamente, come le tessere di un puzzle, no? Cioè ciascuna è importante perché senza una tessera il puzzle non si completa. Ecco, il coro è la stessa cosa, quindi ciascuno di loro porta un contributo molto importante. Credo che insomma sei stata esaustiva e non solo ci hai raccontato insomma che cos'è il coro Musicanto, ma hai anche trasmesso insomma l'essenza di questo progetto, e adesso non ci resta che ascoltare insomma questo splendido coro, per cui in bocca al lupo, io sarò qui certo. per voi ad ascoltare. Bene. Vincitrice del Festival di Sanremo del 1958, nel Blu dipinto di blu, conosciuta anche come Volare, è la canzone italiana più rappresentativa, famosa e di successo in tutto il mondo. A molti anni di distanza continua a essere uno dei brani più innovativi e ricchi di significato della canzone italiana.
Nel blu dipinto di blu, scritta da Domenico Modugno e Franco Migliacci, è la storia di un sogno di un uomo che si confonde con il colore del cielo, fino a spiccare in un volo di libertà verso l'infinito. Volare finalmente liberi e oltre il sole nel cielo azzurro, e da lì godersi la visione del mondo ormai rimpicciolito. Questa è la frase che dà inizio al sogno. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Nel blu dipinto di blu. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Con te.
Per concludere questo momento, il coro presenta Fino all'alba, un brano scritto in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina, un inno alla determinazione, al coraggio e alla capacità di superare i propri limiti. Proprio come nello sport, anche nella musica ritroviamo l'impegno, la passione e quel desiderio di andare avanti insieme senza fermarsi. Fino all'alba racconta la fatica e la speranza, il buio e la luce, il viaggio che ognuno di noi affronta per raggiungere un traguardo. È un invito a non arrendersi mai e a credere nella forza del gruppo, perché è insieme che si arriva più lontano. Con le nostre voci vogliamo lasciare un messaggio semplice ma potente. Continuare a sognare, impegnarsi a guardare avanti, sempre, fino all'alba. Grazie per l'attenzione e buon ascolto. Era un ragazzo come noi, che aveva un sogno nel cassetto, voleva essere un eroe, senza costume né mantello, sognava di toccare le nuvole e di volare con le aquile, ma lui poteva solo correre e continuare a sognare. Siamo solo noi, non c'è bandiera che ci limiti, non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba, velocità, e il vento che va, non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba. E c'era un cielo limpido, come dipinto col pastello, e quel ragazzo era un eroe, ma senza maschera e mantello, scendeva forte come un fulmine tra le montagne con le aquile, ma lui poteva solo correre e continuare a sognare. Siamo solo noi, non c'è bandiera che ci limiti, non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba, velocità, e il vento che va, non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba. Grazie. Allora noi volevamo così lasciare un segno del nostro passaggio di oggi, quindi
un biglietto nel quale vi ringraziamo. Claudio, vieni pure. Allora, vedi perché la musica poi usa anche l'arte, l'immagine. Molto spesso noi quando andiamo alle cerimonie lasciamo comunque sempre un segno del nostro passaggio. Quindi oggi non potevamo non lasciarti questo biglietto. C'è qualcuno che adesso magari si avvicina e lo legge vicino a me. Roxanne, vieni tu? Ok, prego. Sì, Diana, vieni. Fino a qua tu, poi vai avanti lei, prego. Il Coro Musincanto desidera ringraziare la Regione Veneto per la splendida accoglienza. Lasciamo questo piccolo pensiero come ricordo del nostro passaggio durante la settimana della musica, con la speranza che le nostre note continuino a risuonare. Con gratitudine, Coro Musincanto, Scuola Secondaria di Primo Grado, Federico Grava. Grazie mille. Ne abbiamo anche uno per le due consigliere, visto che insomma... Grazie. Prego. Adesso c'è un piccolo fuori programma. Possiamo consegnare anche... Sì. Ecco. Venite Sonia, Anna. Ci fa piacere se no anche due donne. Vabbè, assolutamente. Bravissime. Grazie. 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 Aspetta che facciamo una foto. Prego. Certo. Certo, venite avanti. Ok. Allora, prima di... Beh, intanto fate la foto. Prima di fare le foto di rito, facciamo un piccolo fuori programma. Allora, intanto vi volevo ringraziare non solo per il dono, ma per la positività che avete portato e soprattutto anche per il grande valore che porta con sé il vostro progetto. Continuate così, continuate ad essere così, perché vedete, la musica è arte e l'arte è speranza, speranza per un futuro migliore, soprattutto insomma in questo momento in cui, come sapete, purtroppo ci sono tantissimi conflitti, no? E noi lavoriamo quotidianamente insomma perché il mondo sia un posto migliore e l'arte può aiutare, no? Può aiutare, come ha detto giustamente Simonetta, ci sono state delle canzoni che hanno, come dire, scosso gli animi e sono state portatrici di pace e di speranza. Vi chiedevo un piccolo fuori programma perché io, che sono abituato ad andare per teatri e soprattutto accompagno sempre molto volentieri mia moglie ai concerti, cosa si fa quando davanti hai degli artisti molto molto bravi? Si chiede il bis. Quindi vi chiedo di fare un bis, una delle due canzoni, quella che preferite. Secondo me la seconda, che è quella che avete autoprodotto, se non sbaglio, è quella che insomma più si associa a questa giornata. Quindi vi chiederei un bis. Grazie. Lo facciamo, però... Era un ragazzo come noi, che aveva un sogno nel cassetto, voleva essere un eroe, senza costume né mantello, sognava di toccare le nuvole e di volare con
Siamo noi, siamo solo noi, non c'è bandiera che ci limiti. Non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba. Velocità e il vento che va. Non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba. Fino all'alba. E c'era un cielo limpido, come dipinto col pastello, e quel ragazzo era un eroe, ma senza maschera e mantello. Scendeva forte come un fulmine tra le montagne con le aquile. Aveva un cuore incontenibile e gli occhi pieni di emozione. Siamo noi, siamo solo noi, non c'è bandiera che ci limiti. Non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba. Velocità e il vento che va. Non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba.